facciamo oggi questa seconda edizione del webinar. La prima l'abbiamo fatta ieri mattina e le motivazioni per cui ricorriamo a questo strumento sono abbastanza evidenti. Volevamo fornire noi come Regione, con il supporto e d'intesa con INPS, diciamo alcune indicazioni a tutti quanti gli operatori, sostanzialmente, tutti coloro che sono interessati alla gestione di questa procedura di cassa in deroga. E io ringrazio moltissimo l'INPS per la disponibilità che ci dà di affiancarci in questa vicenda. Oggi con me ci sono il dottor Antonicelli della Regione e il dottor Michelino De Carlo appunto dell'INPS. Questo webinar verrà comunque registrato e poi verrà reso disponibile sul sito della Regione e quindi potrà essere anche riascoltato. Ieri talvolta abbiamo avuto dei problemi di audio, speriamo che oggi non si ripresentino. Comunque sia, la registrazione, quella che abbiamo fatto ieri, poi era perfetta, per cui viene messa a disposizione. Noi durante questo webinar, oltre che riepilogare quella che è la disciplina, cercheremo di dare risposta alle domande che ci sono pervenute all'atto di iscrizione all'appuntamento di oggi. Tutte le altre domande, quelle che verranno anche presentate in corso di mattinata, sono da noi raccolte e daranno poi origine a delle FAQ che pubblicheremo sul sito d'intesa con INPS, in modo tale da continuare a supportare tutti gli operatori in questa fase. Come vi ha già detto Lorena, c'è, come vedete, uno spazio per poter formulare domande anche in diretta. Oggi, d'intesa col dottor De Carlo, cercheremo anche di rispondere ad alcune domande che già ieri sono state presentate e quelle su quali si può rispondere anche più rapidamente. Per il resto, appunto, rimanderemo alle FAQ. Io non ho altro da aggiungere, abbiamo un'ora di tempo e quindi lascio immediatamente la parola al dottor De Carlo di INPS per l'inizio della sua relazione. Ringrazio tutti quanti quelli che hanno inteso partecipare alla giornata di oggi. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo ovviamente dal decreto. Il decreto cosa prevede? La possibilità di usufruire di 9 settimane di cassa integrazione denominate Covid-19 nazionale per tutti i dipendenti di quelle aziende che hanno diritto alla CIGO, alla CIGS e non hanno diritto alla CIGO, per tutti i dipendenti delle aziende che hanno diritto al FIS, hanno diritto anche ai fondi bilaterali, con l'esclusione dei fondi bilaterali alternativi, vale a dire quelli relativi all'artigianato e alla somministrazione. Qual è l'unico requisito per quanto riguarda il dipendente? Essere in forza alla data del 23 febbraio. Chiaramente, se un lavoratore è in forza alla data del 23 febbraio e successivamente l'azienda ha subito ai sensi del 2019 un trasferimento d'azienda, si considera utile e valida la data del 23 febbraio. Stessa cosa per i lavoratori che alla data del 23 febbraio risultano assunti presso l'azienda A e poi successivamente vengono assunti dall'azienda B all'interno dello stesso e medesimo appalto di lavoro, anche loro conservano il requisito di essere in forza alla data del 23 febbraio. I periodi entro il quale fare domanda. La domanda può essere fatta nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 di agosto. Sono 9 settimane e fra un po' vedremo come devono essere utilizzate. Rientrano nel requisito tutte quelle aziende che comunque hanno già utilizzato e consumato le 52 settimane nel biennio, o i 24 mesi nel quinquennio, o 30 mesi per quanto riguarda le aziende edili. Allo stesso tempo rientrano nel beneficio anche tutte quelle aziende che sono iscritte obbligatoriamente al FIS, che tra l'altro hanno superato anche loro il limite massimo previsto delle 26 settimane nel biennio. Un'altra precisazione: il FIS tendenzialmente prevede l'utilizzo dell'assegno ordinario per quelle aziende che hanno più di 15 dipendenti. Il decreto ha abbassato questa soglia, per cui possono aver diritto alle 9 settimane tutte quelle aziende che ovviamente aderiscono al FIS che hanno più di 5 dipendenti. Per più di 5 dipendenti intendiamo 5,1 dipendenti che noi calcoliamo nel semestre precedente il mese di riferimento
sono iscritte al FIS, devono versare il FIS e quindi possono accedere al Covid-19. Chiaramente questo limite può fluttuare, nel senso che andando indietro di 6 mesi, a partire dalla data di sospensione, posso ritrovare un numero superiore a 5, per cui questo limite dimensionale mi obbliga a iscrivermi al FIS. Il mese dopo, 2 mesi dopo, andando ovviamente indietro di 6 mesi, perché il calcolo lo si fa a partire da ogni singolo mese, può essere che il semestre calcoli un limite dimensionale inferiore a 5, per cui a quel punto non si può aderire al FIS, si deve aderire eventualmente alla deroga. Periodi neutri. Le 9 settimane costituiscono periodo neutro, nel senso che non vanno sommate alle normali giornate di cassa integrazione, per cui non si computano ai fini di quello che è il limite delle 52 settimane o dei 24 mesi del quinquennio. Il requisito del lavoratore. Il lavoratore deve essere in pratica, come abbiamo detto, in forza alla data del 23 febbraio, non andiamo a verificare il requisito delle 90 giornate. A noi come INPS non interessa l'informativa sindacale, cosa che però è obbligatoria, sia come informativa ed eventualmente come accordo congiunto tra le parti, però non è previsto il rispetto del comma 6 dell'articolo 14 del 185 del 2015, cioè la comunicazione di aver informato le organizzazioni sindacali che normalmente si invia in istituto. I termini della domanda sono di 4 mesi, cioè da quando io faccio domanda, da quando io sospendo l'attività, io parto dal mese successivo e conteggio 4 mesi di tempo per inoltrare domanda. Quindi se uno sospende l'attività nel mese di aprile, io parto a conteggiare i 4 mesi al mese di maggio, per cui avrò maggio, giugno, luglio ed agosto, termine entro 31 di agosto. Fatto salvo il periodo delle sospensioni già effettuate tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020, perché è considerato periodo neutro, per cui le sospensioni effettuate all'interno di questo periodo come data di calcolo partono dal mese di aprile, per cui anche in questo caso avremo aprile, maggio, giugno e luglio, 31 luglio come termine di scadenza di presentazione della domanda. La domanda è semplificata, a noi non interessa la relazione tecnica, non interessa l'informativa, in pratica ci interessa che pervenga in istituto esclusivamente e solamente il modello di domanda con la dicitura Covid-19 nazionale. Non chiederemo nulla alle aziende perché è stato disapplicato l'articolo 11, quello con il quale chiediamo il supplemento di istruttoria. Per quanto riguarda il pagamento, come ben sapete, si applica il criterio classico, vale a dire l'azienda dovrebbe anticipare, tuttavia è previsto che per questioni ovviamente legate a mancanza di liquidità si possa ricorrere al pagamento diretto. Poi vedremo sul pagamento diretto, perché proprio oggi in mattinata è uscito un messaggio dell'istituto che chiarisce alcuni termini di semplificazione anche dell'SR41. Le ferie non è obbligatorio utilizzarle, consumarle prima della richiesta del Covid-19, sia le ferie che eventuali permessi maturati dai vari lavoratori, per cui è dal 2011 che non esiste più questa regola, quindi siccome arrivano molte domande sul fatto se le ferie devono essere utilizzate prima della cassa integrazione, assolutamente no. La malattia, la norma dice che in pratica il Covid-19 sostituisce la malattia, però dobbiamo sempre ricorrere a quelle che sono, diciamo, le norme previste dalle circolari dell'istituto in tema di cassa integrazione. Le spieghiamo subito. Se un soggetto è in malattia e l'azienda pone in cassa integrazione a 0 ore tutta la stessa azienda, lo stesso ufficio, lo stesso settore, anche il lavoratore va in cassa integrazione. Se l'azienda è in cassa integrazione a 0 ore totalmente e uno di questi lavoratori già in cassa integrazione a 0 ore si ammala, resta la cassa integrazione e il lavoratore non deve neanche presentare il certificato di malattia. Diversamente, se il lavoratore è in malattia sia prima che dopo l'inizio della sospensione, ma a riduzione d'orario, resta sempre comunque in malattia. Una precisazione sul finanziamento. C'era molta preoccupazione sul fatto di presentare affrettatamente le domande per l'intero periodo perché si temeva che non ci fossero più fondi. Il finanziamento previsto dal decreto 18 in pratica assicura la copertura per tutte quelle aziende che utilizzano il Covid-19 e che hanno già utilizzato, consumato le 52 settimane nel biennio. Cioè in pratica
Le aziende che hanno utilizzato già le 52 settimane o i 24 mesi nel quinquennio, abbiamo già detto che comunque possono accedere alle 9 settimane di Covid. Tuttavia, solamente queste 9 settimane di Covid, per quelle aziende che hanno già superato i limiti di 52 o 24 mesi, saranno finanziate appunto dallo stanziamento previsto dal decreto 18. Per tutte le altre aziende che non hanno utilizzato, non hanno ultimato le 52 settimane, che ricorrono comunque alle 9 settimane, queste 9 settimane verranno finanziate a carico appunto di quelli che sono i fondi consueti canonici dai quali si attingono i soldi appunto per pagare la cassa integrazione ordinaria. Aziende di cassa integrazione straordinaria. Le aziende di cassa integrazione straordinaria che non hanno diritto alla CIGO vanno in deroga. Ci sono alcune situazioni di aziende in cassa integrazione straordinaria che in pratica hanno in corso un'autorizzazione presso il Ministero oppure sono state già autorizzate per solidarietà o per ristrutturazione già dal Ministero. Anche queste aziende, su richiesta da fare presso il Ministero, attraverso il sito del Ministero, oppure attraverso una PEC che trovate nella circolare dell'Istituto, possono chiedere al Ministero di sospendere il piano in pratica di ristrutturazione, quindi la cassa integrazione già accordata in corso appunto di autorizzazione, la possono sospendere per le settimane che ritengono di dover sospendere, di dover utilizzare come Covid. Il Ministero sospenderà la precedente autorizzazione e autorizzerà in pratica, sposterà quello che era il termine della precedente autorizzazione a dopo la richiesta di autorizzazione che verrà effettuata in sede del Covid-19, per cui verrà emanato un nuovo decreto che farà slittare di un periodo uguale a quello del Covid-19 quella che era l'autorizzazione precedente. La domanda viene inoltrata, ripeto, al Ministero, il Ministero l'accorda, nel momento in cui ci arriva noi eroghiamo anche il Covid-19, l'unica cosa che deve ricordarsi l'azienda è che quando scade l'utilizzo del Covid-19 è di ripresentare nuovamente una domanda a noi dell'INPS con l'SR40. Altre situazioni. Assegni familiari. Gli assegni familiari sono sempre dovuti, sia che si tratti di FIS, sia che si tratti di CIGO, di CIGS, il lavoratore ne ha sempre diritto. L'unica situazione in cui non è previsto il pagamento da parte del fondo di competenza degli assegni familiari è quello del FIS. Il FIS non paga gli assegni familiari, ma ciò non toglie che il lavoratore ne ha diritto. Per cui come funziona? Funziona che per tutti i soggetti che fanno parte di quelle aziende rientranti del FIS, chiaramente l'assegno familiare, non pagando il FIS, lo può anticipare direttamente al datore di lavoro. Stessa cosa per quelle aziende che ricorrono appunto al Covid-19 e che rientra una normativa nazionale della CIGO o della CIGS che hanno diritto alla CIGO, va a dire gli assegni familiari possono comunque, benché venga richiesto il Covid-19, possono comunque essere anticipati dal datore di lavoro. Se il datore di lavoro non li anticipa e non li chiede come pagamento alla cassa integrazione, teoricamente il dipendente dovrebbe richiederli all'azienda e in un certo senso metterli in mora e dopodiché possiamo intervenire noi come pagamento diretto. Abbiamo detto che quindi noi interveniamo con il pagamento diretto nel momento in cui l'azienda, che tra l'altro non deve dimostrare con il famoso allegato 2 di essere o non essere in una situazione di criticità di liquidità, lo possiamo anticipare direttamente noi con l'SR41. Sull'SR41 dicevo appena intervenuto stamattina un messaggio che lo semplifica e vediamo qual è la semplificazione. Innanzitutto non serve più la firma ovviamente da parte del dipendente, vista la situazione. Il modello cartaceo prossimamente verrà completamente sostituito ed eliminato, nel senso che i dati che vengono inseriti nell'SR41 saranno inseriti direttamente nell'UNIEMS, per cui scomparirà l'SR41. In questa fase però, vista l'urgenza, cosa succede? Che il datore di lavoro non deve più assolutamente compilare una serie di quadri che fanno riferimento, vi dico subito, situazioni che in pratica possono essere controllate direttamente dalla sede, cioè il titolo di studio, la laurea e neanche se è coniugato o meno. L'unica cosa che viene inserita in più è il ticket. Il ticket va inserito direttamente nell'SR41 perché questo facilita l'abbinamento dell'SR41 alla domanda, cioè non deve più intervenire l'operatore per fare l'abbinamento, per cui si accorciano i tempi. Col codice con il ticket che vi è stato dato nel momento in cui presentate domande, che viene quindi riportato direttamente sull'SR41,
l'SR41 si abbina alla domanda, per cui è, come dire, molto più veloce il pagamento. Non c'è quindi più l'obbligatorietà di compilare vari campi relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili, eccetera. Un'altra importante novità è quella che potete trasmettere l'SR41 non più mensilmente, ma per periodi superiori al mese, che potrebbero essere un mese, una settimana, 2 mesi. Questo per facilitare il compito ovviamente degli intermediari nel momento in cui anziché compilare un SR41 mensile lo si può compilare in una forma, come dire, anche superiore al mese. Il decreto prevede, tra l'altro, come abbiamo detto, anche diciamo, la possibilità di ricorrere alle 9 settimane per le imprese agricole. Quali imprese agricole? Quelle che normalmente hanno diritto alla CISOA. L'importante è che i lavoratori dipendenti, parliamo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, che sono dipendenti appunto di queste aziende agricole che normalmente ricorrono alla CISOA, abbiano almeno 181 giornate di lavoro svolte nell'anno precedente e non abbiano chiaramente utilizzato tutte le 90 giornate di quest'anno. Soltanto in quel caso si potrà eventualmente ricorrere alla deroga nel momento in cui poi la Regione lo prevederà. Il fondo bilaterale, parliamo del fondo bilaterale alternativo dell'artigianato che crea un po' di problemi. Allora, tutte le aziende operanti nel settore dell'artigianato che in pratica operano con le caratteristiche previste dalla legge 443 dell'85 sono obbligatoriamente iscritte all'FSBA, sono contraddistinte dal codice 7B e sono obbligate a versare il contributo relativo stabilito dall'FSBA. Fanno parte dell'FSBA, quindi non soltanto tutte queste aziende, ma anche in pratica tutte le imprese che non rientrano nelle caratteristiche della legge 443 dell'85, che se operano in settori in cui non è prevista l'integrazione salariale, comunque applicando il contratto dell'artigianato, rientrano anche loro, come rientrano anche nell'FSBA le confederazioni di settore e le società di servizi che svolgono attività appunto per conto delle aziende artigiane. Quindi non esiste la possibilità di ricorrere né all'istituto previdenziale INPS come Covid-19 per le aziende appartenenti all'FSBA e neanche come deroga. Altra cosa interessante, andiamo un po' velocemente. Allora, le compatibilità. Compatibilità fra il Covid-19 e in pratica i vari istituti contrattuali. Non c'è nulla di nuovo o di diverso rispetto a quello che di solito noi applichiamo per quanto riguarda la CIGO normale. Per la malattia abbiamo già detto, ripetiamo velocemente perché sono state poste tantissime domande in materia. Allora, se un lavoratore è in malattia e subito dopo l'intervento di malattia, all'inizio della malattia, l'azienda chiude completamente a 0 ore, a quel punto il lavoratore passa dalla malattia alla cassa integrazione. Diversamente, se l'azienda è chiusa a 0 ore e il lavoratore si ammala, anche in quel caso il lavoratore va in cassa integrazione, non serve presentare neanche il certificato in istituto. Se il lavoratore è in malattia prima della sospensione con riduzione di orario, il lavoratore resta in malattia. Se l'azienda ha una riduzione di orario e il lavoratore si ammala dopo l'inizio della sospensione con riduzione di orario, il lavoratore resta in malattia. Il congedo di maternità in pratica prevale sempre su qualsiasi tipo di sospensione di cassa integrazione, sia essa a 0 ore che con riduzione di orario. Il congedo parentale invece, i famosi 6 mesi, di fatto, siccome sono diciamo, a titolo di volontarietà e il lavoratore o la lavoratrice che volontariamente chiede di essere posto in congedo parentale o meno, dipende dalla scelta che fa la lavoratrice o il lavoratore, vale a dire che in base alle domande che sono state poste, se un soggetto è già in congedo parentale e l'azienda ricorre alla sospensione, è il lavoratore o la lavoratrice che decide se rinunciare al congedo parentale e farsi mettere in sospensione con l'azienda. L'infortunio è sempre prevalente come il congedo di maternità.
e per cui prevale sempre sia prima che sia intervenuto prima, sia che sia intervenuto dopo la sospensione. La 104, parlo delle 3 giornate, chiaramente si calcolano in relazione a quello che è l'utilizzo della cassa integrazione. Se la cassa integrazione è con riduzione d'orario, ed è tra l'altro in pratica c'è una riduzione d'orario orizzontale, il lavoratore ha sempre diritto alle 3 giornate. Se c'è una riduzione verticale, di riduzione di orario però in maniera verticale, bisogna sempre effettuare una proporzione. Stessa cosa quando l'azienda sospende a 0 ore. Quindi il riferimento qual è? Che ogni 10 giorni di attività lavorativa matura una giornata di permesso per legge 104. Per quanto riguarda invece il congedo straordinario, sempre per i soggetti che assistono portatori di handicap, se il congedo è stato chiesto prima della sospensione a 0 ore o a orario ridotto, in pratica resta valido il congedo. Se il congedo invece viene chiesto dopo la sospensione a 0 ore, chiaramente non può entrare in sospensione per congedo un soggetto che risulta già sospeso, per cui resta in cassa integrazione. Le ferie abbiamo già detto che le ferie in pratica non devono essere utilizzate e consumate prima. Dunque, vediamo altre cose. Sul discorso del FIS non esiste più il tetto aziendale, per cui si può stare tranquilli, non c'è l'obbligo di dover ricorrere al tetto aziendale. Tra l'altro chiariamo il concetto che il FIS prevede ovviamente un'aliquota di finanziamento. Se l'aliquota di finanziamento, il contributo non risulta versato, comunque i lavoratori di queste aziende hanno diritto allo stesso alla prestazione, perché si guarda non il contributo versato quanto il contributo dovuto. Il FIS abbiamo detto che non paga gli assegni nucleofamiliari, però per il FIS è previsto comunque, cosa che non è prevista per quanto riguarda la CIGO, è previsto l'accordo sindacale. Se per la CIGO in tempi normali a noi è sufficiente soltanto l'informativa, per il FIS ricordo che serve comunque l'accordo aziendale, anche se non deve comunque essere presentato all'atto della presentazione della domanda. Io passerei a delle risposte ad alcune domande che sono state poste ieri, che probabilmente sono le stesse domande, diciamo, sono domande analoghe a quelle poste il giorno precedente. Non sono riuscito a rispondere a tutte perché sono tantissime. Diciamo che colgo quelle che possono essere di interesse comune. Allora, in pratica è stato chiesto se quando in pratica si preleva il ticket per il FIS. Il FIS, il ticket lo prevede come lo prevede la cassa integrazione ordinaria, non è invece previsto per la deroga. Tanti hanno chiesto se esiste un ticket per la deroga. Non esiste il ticket per la deroga, esiste il ticket per la cassa integrazione ordinaria ed esiste anche chiaramente per il FIS. Lo troviamo dove? Lo si preleva nel servizio che voi utilizzate, nella funzione appunto ticket, come è previsto dalla circolare 17 2017. In pratica la procedura è analoga a quella del ticket che si preleva, che dà la procedura quando si chiede la cassa integrazione straordinaria. Quante domande si possono fare? Allora, non è possibile fare una domanda per un periodo che vada dal 23 febbraio al 31 di agosto, anche perché è possibile autorizzare che cosa? Soltanto fino a 9 settimane. Per cui non può essere presentata una domanda per un periodo superiore a 9 settimane. Sulle 9 settimane però chiariamo un concetto: come vanno calcolate? Il calcolo si effettua sulla base di quello che prevede la circolare 58 del 2009, vale a dire che noi conteggiamo come fruito la giornata in cui l'azienda effettivamente pone in cassa integrazione anche soltanto un lavoratore, anche soltanto per un'ora. Per cui se un'azienda chiede 2 settimane di cassa integrazione e di fatto nella prima settimana un solo lavoratore, per esempio dei 10 dipendenti dell'azienda, va in cassa integrazione conteggiamo una giornata. Se nella seconda settimana ne pone 3 lavoratori in cassa integrazione in 3 giornate diverse, avremo una giornata più 3, 4, non abbiamo ancora utilizzato un'intera settimana. Quindi, secondo questo criterio, consideriamo fruita un'intera settimana quando un'azienda che opera con un contratto a settimana piena, quando si consumano 6 giornate. Invece, quando l'azienda applica un contratto su settimana corta, quando in pratica si utilizzano 5 giornate. Quindi,
Se io presento una domanda di cassa integrazione adesso per 9 settimane, chiaramente devo individuare il periodo di 9 settimane. Se me la chiedete per 10, cioè all'interno di un periodo che va, per esempio, come è stato fatto fino al 31 di agosto, la domanda non può essere accettata. Quindi un'azienda può chiedere 9 settimane. Di fatto, alla scadenza di queste 9 settimane, l'azienda andrà a quantificare quante giornate ha fruito, rapportandole a 5 se è settimana corta, a 6 se la settimana non è corta, si conteggiano le settimane effettivamente fruite e si ha la possibilità di ripresentare una nuova domanda per le settimane rimanenti. Dunque, altre domande. Un'azienda mi chiede se in pratica come si fa ad integrare una giornata di riposo diversa la domenica. Se l'azienda è chiusa non esiste giornata di riposo, per cui non può essere integrata. I lavoratori in malattia abbiamo già spiegato. Per quanto riguarda ecco, gli assegni familiari, abbiamo già detto che il FIS è l'unico istituto che non paga gli assegni familiari, in questo caso deve anticipare il datore di lavoro. Dunque, l'informativa abbiamo già detto che all'istituto non interessa, però qualcuno chiede se nel momento in cui si fa un'intera domanda, o meglio, se si fanno 3 domande di cassa integrazione, bisogna fare 3 informative. Sì, bisogna fare 3 informative perché i periodi, benché tutti giustificati da Covid-19, comunque necessitano della solita informativa, per cui un'informativa per ogni domanda. Dopo la domanda presentata sia all'INPS che in regione, cosa deve essere presentato? Solamente il modello SR41, non c'è altro. Dunque, le imprese artigiane, abbiamo già detto, non vanno in deroga. Le imprese artigiane che sono individuate dal codice 7B comunque devono andare, fanno parte dell'FSBA, devono richiedere il Covid-19 esclusivamente all'FSBA, non all'istituto. Per la deroga non esiste il ticket, l'abbiamo già detto. Poi non possiamo autorizzare domande superiori alle 9 settimane, possiamo invece inviare ulteriori domande a seconda dell'utilizzo che se ne fa. Quindi c'è la possibilità, ripeto, di presentare più domande. Dopo la prima domanda si va a verificare quanto si è utilizzato, quanto si è consumato di cassa integrazione, che tra l'altro se andiamo a fare un calcolo, le 9 settimane su settimana corta corrispondono a 45 giorni effettivi di cassa integrazione o 54 nel caso di settimana lunga, per cui il conteggio, il calcolo è sempre lo stesso. E dunque, altra domanda. Qualcuno ha chiesto se per i soggetti che vengono assunti successivamente al 23 febbraio è previsto qualcosa. Al momento non risulta previsto nulla di ufficiale. Il criterio per gli intermittenti, no? Gli intermittenti sono lavoratori che ovviamente per accedere a questa prestazione devono essere in forza in azienda alla data del 23. Per essere in forza, ai sensi della circolare 41 del 2006, bisogna che il lavoratore intermittente abbia risposto alla chiamata, vale a dire abbia iniziato il rapporto di lavoro. Per gli intermittenti il rapporto di lavoro inizia quando inizia l'attività lavorativa e finisce quando finisce l'attività lavorativa. Se non c'è l'indennità di disponibilità, finisce esattamente con la fine della chiamata. Per cui i lavoratori intermittenti possono avere diritto esclusivamente se alla data del 23 di febbraio erano comunque in attività. Non solo, è chiaro che posto che ci sia questo requisito, nel momento in cui l'azienda dovesse chiudere, è chiaro che il lavoratore intermittente deve essere stato chiamato prima della chiusura, perché se non è più in attività in quanto ha cessato il suo rapporto di lavoro intermittente, non può essere ricompreso tra i soggetti che possono aderire, che possono avere diritto a questa prestazione. Altre domande? Dunque, chiaramente per i contratti a chiamata con disponibilità valgono le regole generali, senza disponibilità le regole che abbiamo appena citato. Il modello S100, il modello S100, visto che con la regione si era già a suo tempo approntata una procedura, quella che forse in qualche circolare leggete come denominata come flusso B, che prevede che voi utilizziate la procedura delle linee con tutti i dati che poi la procedura delle linee trasforma in quelli che servono a noi come domanda, di fatto non serve che inviate in istituto l'SR100, è sufficiente la domanda presentata direttamente su Adeline. Dunque, la tempistica che prevediamo. Sulla tempistica, beh, insomma, la tempistica dipende esclusivamente
da quando ci arriva l'SR41. Allora, noi abbiamo già ricevuto a livello nazionale 130.000 domande di CIGO, 73.000 di FIS, ce ne sono tantissime di FIS, e siamo ancora agli inizi. La procedura dovrebbe essere operativa da dopodomani, nel senso che ci consentirà chiaramente di poter processare le domande. Per quanto riguarda il Covid-19, la procedura sarà semplificata al massimo, l'SR41 anche, ipotizzando che noi dovremmo andare ad autorizzare le domande a conguaglio, lì i tempi sono velocissimi, perché davvero non dovendo fare nessun tipo di controllo, si tratta soltanto di dare degli ok. Laddove invece l'azienda ha richiesto il pagamento diretto, a quel punto bisogna che attendiamo l'SR41. Prima arriva l'SR41, prima siamo in grado di operare. Considerate che abbiamo triplicato in tutte le sedi d'Italia la forza lavoro che normalmente gestisce la cassa integrazione ordinaria e il FIS ordinario. E qualcuno chiede se dopo le prime 9 settimane è possibile chiedere una proroga. Attenzione, non si parla di proroga, si parla sempre di nuova domanda. Nel momento in cui si chiede una prima domanda di 9 settimane, fatto il conteggio di quello che si è fruito, si può chiedere un ulteriore periodo per le settimane rimanenti, sulle quali si andrà a fare nuovamente il conteggio del fruito e via dicendo, sempre con il limite come periodo del 31 agosto del 2020. Qualcun altro chiede se in pratica ci sono dei lavoratori a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro a tempo determinato in pratica scadrebbe all'interno di un periodo di chiusura aziendale. Se lo stesso era stato previsto che venisse trasformato a tempo indeterminato, non essendoci interruzione del rapporto di lavoro, per noi non ci sono problemi sul riconoscimento chiaramente della CIGO, del Covid. Qualcuno chiede sempre perché non si può fare una domanda unica per un numero di settimane superiore alle 9, cioè vale a dire chiedo 9 settimane all'interno del periodo dal 23 al 23 febbraio al 31 agosto. Beh, la procedura legge che all'interno di questo periodo ci sono più di 9 settimane, chiaramente scarta la domanda. Poi, altre domande. Per malattia semifamiliare abbiamo già detto, valgono le regole già spiegate. Comunque, precisiamo una cosa, che non esiste una normativa diversa da quella che abbiamo sempre applicato per la cassa integrazione ordinaria per il FIS. Non cambia nulla, la cumulabilità, la compatibilità relativa a quelli che sono i vari istituti contrattuali con la CIGO è la stessa identica che applichiamo in questa situazione. Chiaramente ci sono delle eccezioni alle quali ancora non abbiamo una risposta ben precisa. Un'azienda mi ha chiesto, siccome per i soggetti che hanno un portatore di handicap in casa è previsto la possibilità di poter usufruire di ulteriori 12 giorni tra il mese di marzo e il mese di aprile, che si sommano ai 3 canonici del mese di marzo e ai 3 canonici del mese di aprile, se un soggetto che in pratica è in questa situazione chiede tutte le 12 giornate, come si inquadra con l'azienda che va in cassa integrazione a 0 ore con riduzione d'orario? Abbiamo posto il quesito a Roma, stanno studiando il quesito con il Ministero. Ci sono delle situazioni sulle quali attualmente non c'è una come dire, adeguata risposta, però in sede centrale stanno preparando delle FAQ che quanto prima ci perverranno. Un'altra cosa interessante, qualcuno chiede come fare a compilare i vari pannelli, le varie tabelle relativamente ai soggetti che hanno rapporti di lavoro part-time. Se quelle vanno comunque compilate, oppure i rapporti di lavoro part-time vanno inquadrati all'interno di quello che è il rapporto di lavoro full-time di tutta l'intera azienda. Allora, la norma prevede che per ogni part-time va comunque acquisita l'intera tabella, cioè non possiamo inserire nella domanda i dati dei part-time liberamente come si vuole, sommandoli comunque a quelli del full-time. Vanno utilizzate le tabelle esattamente così come sono state predisposte dalla procedura. Se eventualmente una tabella, o meglio un particolare tipo di part-time non è previsto in tabella, allora a quel punto quel tipo di part-time può essere sommato alle ore di lavoro a tempo pieno, di lavoratore a tempo pieno. Altra cosa che è stata approntata ultimamente, per il personale della scuola, o meglio per il personale al quale è applicato il contratto delle scuole private, sono stati introdotti alcuni orari ad hoc, sempre a full time, che siano inferiori ai 35 perché prima la procedura non li accettava. Quindi è possibile inserire per il personale appartenente che applica i contratti della scuola il numero di ore inferiore alle 35
che in fase di pagamento l'istituto andrà a confermare nel momento in cui l'azienda ha esclusivamente i codici 70706 relativo alle scuole private e 11809 relativo al mondo dello spettacolo. Altra cosa importante per quanto che ci è stata chiesta, per quanto riguarda le aziende del settore appunto agricoltura che ricorrono alla deroga, molte di queste aziende non hanno la matricola aziendale, per cui diciamo che la regione ha la necessità di avere questa matricola aziendale. Come funziona? Voi inoltrate pure la domanda oppure prendete contatti con la regione, ma qui c'è il dottor Antonicelli, sarà cura poi della regione con i dati aziendali di quelle aziende che non hanno una matricola aziendale, richiedere direttamente in direzione centrale l'assegnazione appunto di una matricola aziendale provvisoria che consentirà alla regione, attraverso la procedura delle linee, di poter decretare e inviarci le relative domande. Altre cose al momento non ne avrei. Ripeto, le domande che sono pervenute ieri, tante erano un po' duplicate. Io penso di aver soddisfatto come risposta a quelle più interessanti. Chiaramente, come diceva il dottor Manfred, potete inviarne ancora, poi avremo modo comunque di fornire le relative risposte e proviamo ad inserire una FAQ regionale. Io lascio la parola al dottor Antonicelli e magari se c'è necessità reintervengo in un secondo momento. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Luca Antonicelli e mi focalizzerò, tenuto conto dell'esposizione già ampia e autorevole del dottor De Carlo, su quelli che sono gli aspetti più peculiari della cassa integrazione in deroga. L'intervento di cassa in deroga che stiamo gestendo, diciamo, è disciplinato da una pluralità di fonti che vanno coordinate fra di loro. Queste fonti sono l'articolo 22 del decreto legge 18 del 2020. Per un aspetto peculiare che vedremo, il decreto interministeriale numero 3 del 24 marzo 2020, la circolare INPS 47 del 28 marzo, del 28 marzo 2020, con particolare riferimento alla lettera F di Firenze, e l'intesa regionale di data 25 marzo 2020. Preciso peraltro che l'intesa regionale del 25 marzo prevede espressamente, al punto 21, che la stessa è da ritenersi fin da ora integrata dalle previsioni normative e amministrative emanate in materia dai competenti organi nazionali. Per vedere l'applicazione di questo punto 21 rispetto a quanto esposto dal dottor De Carlo, vi faccio due esempi. Il primo, diciamo, di tipo sostanziale per quello che riguarda i requisiti di accesso ai singoli lavoratori, e il secondo per quello che riguarda l'aspetto procedurale di presentazione della domanda. Nel momento in cui la circolare INPS numero 47 precisa il richiamo espresso per quello che riguarda all'utilizzo della cassa in deroga per i lavoratori intermittenti, richiama la circolare 41 del 2006 dell'Istituto, è evidente che chi presenta domanda di cassa in deroga deve tenerne conto ai fini della valutazione se quel lavoratore intermittente abbia o meno diritto alla cassa in deroga. Inoltre, presentazione della domanda. Nel momento in cui la normativa, come l'intesa, prevede la possibilità di presentare domanda per periodi anche non continuativi, complessivamente non superiori a 9 settimane, avente una decorrenza non anteriore al 23 febbraio e conclusione non successiva al 31 agosto, noi non possiamo decretare domande, e ce ne sono arrivate parecchie, che richiedono 9 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per l'evidente motivo che fra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 ci sono ben più di 9 settimane. Questo vuol dire che
risultano ad oggi decretabili a normativa vigente domande che coprano un numero massimo di giornate consecutive di 63 giornate di calendario, poi una volta terminato questo periodo oggetto di decretazione, il datore di lavoro per ciascuna unità produttiva andrà a verificare le giornate di cassa effettivamente utilizzate secondo il criterio che il dottor De Carlo ha ricordato, richiamando la circolare 58 del 2009, quindi un numero massimo nelle 9 settimane di 45 giornate se la settimana è di 5 giorni, la settimana corta di 54 giornate se la settimana lavorativa è di 6 giornate, le settimane rectius, le giornate disponibili che avanzano potranno essere oggetto della presentazione di una seconda domanda di cassa integrazione in deroga, ma non potremo mai approvare ex abrupto una domanda che rechi decorrenza dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 o comunque periodi di calendario superiori ai 63 giorni. Ripeto, si potrà presentare una seconda domanda o anche una terza, perché l'intesa già prevede la possibilità di frazionare le 9 settimane in 3 periodi, ma, ripeto, la singola domanda non potrà eccedere le 63 giornate di calendario. Detto questo, un argomento molto presente nelle vostre domande è quello dell'imposta di bollo, soprattutto all'esito del tweet autorevole che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Catalfo ha fatto il 31 marzo, se non sbaglio, preannunciando il superamento dell'imposta di bollo. Questa necessità di bollare le domande ad oggi sussiste, peraltro in misura fissa di 16 euro da adempiere secondo le modalità alternative possibili e indicate nel dettaglio nel modello di autodichiarazione che trovate fra gli allegati nella pagina del sito della modulistica da utilizzare. Non appena arriverà un provvedimento normativo, per esempio in sede di conversione del decreto legge 18, la Regione immediatamente provvederà a eliminare quest'obbligo, obbligo che però deriva dalla normativa di legge nazionale, non è disponibile per le regioni, tanto che le regioni come coordinamento avevano evidenziato la richiesta di rendere esenti le domande di cassa in deroga già prima dell'emanazione del decreto legge 18 del 2020 e hanno ripresentato tale quale la richiesta di questo emendamento in sede di conversione. Il tweet, ripeto, autorevole del Ministro, fa ritenere che questo fa auspicare un buon accoglimento di questa richiesta di emendamento, ma occorre un provvedimento attuativo, ad oggi le domande vanno bollate. La domanda di cassa in deroga prevede due distinte procedure, diciamo, sindacali, a seconda se le aziende siano fino a 5 dipendenti o stiano sopra i 5 dipendenti. Va chiarito la modalità di computo di dei dipendenti, perché la legge nulla dice, l'articolo 22 nulla dice, la circolare sulla cassa in deroga non entra, la circolare INPS 47 non entra nel merito, per coerenza anche con gli altri istituti di ammortizzatori sociali applicati in questo periodo, si è scelto di applicare il metodo di calcolo previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 148/2015, quindi il computo del personale che si fa con riferimento alla cassa integrazione straordinaria. Vuol dire che si guarderà alla media del semestre precedente all'intervento, alla decorrenza dell'intervento di cassa integrazione in deroga, e per esempio i part-time saranno computati pro quota. Le aziende che hanno una media fino a 5,0 possono trasmettere l'informativa di cui al punto 4 dell'intesa. Le aziende con una media da 5,1 in su devono seguire la procedura di accordo prevista dal punto 3 dell'intesa. Presentazione della domanda. Tenuto conto del limite massimo di durata della singola domanda, che deriva dal fatto dell'autorizzabilità di un periodo massimo di 9 settimane,
a computare come già specificato, la domanda va presentata esclusivamente per il tramite del sistema Adeline. Stiamo ricevendo numerose richieste, specialmente da aziende, da professionisti non del territorio regionale. Per presentare domanda di cassa in deroga è indispensabile accreditarsi sul sistema Adeline. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti rispettivamente. Se la sospensione e la riduzione di orario ha avuto decorrenza nel periodo fra il 23 febbraio e il 26 marzo 2020, entro 60 giorni da tale ultima data, quindi entro 60 giorni dal 26 marzo 2020. Se la sospensione e la riduzione di orario ha decorrenza dal 27 marzo 2020 o data successiva, la domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di effettiva decorrenza della sospensione, la data iniziale della sospensione e la riduzione di orario. L'intesa precisa che in caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di integrazione salariale in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. L'intesa poi prevede, per monitorare l'utilizzo della cassa integrazione da parte dei datori di lavoro, che le aziende rendicontino entro il 15° giorno del mese successivo l'ammontare complessivo, di cassa in deroga effettivamente utilizzato in ciascun mese. Su questo adempimento vanno fatte due precisazioni molto importanti. La prima: questo adempimento è ulteriore rispetto alla presentazione dei modelli SR41 che vanno presentati con le specifiche che ha dato il dottor De Carlo all'INPS. Questa rendicontazione si aggiunge, però tenete conto che le aziende potranno farle solamente dopo la comunicazione dell'avvenuta decretazione della domanda. Quindi non si pone un problema di ritardata rendicontazione alla regione dell'utilizzo mensile della cassa se l'azienda non ha ancora il decreto di concessione e quindi non può provvedervi, non certo per sua colpa. Il dottor De Carlo ha già specificato una domanda, ha già dato risposta a una domanda che ci viene frequentemente proposta. Per presentare domanda di cassa in deroga su Adeline non occorre acquisire il ticket, perché questo ticket non è una funzionalità che riguarda la presentazione delle domande di cassa in deroga su Adeline. Il collega dell'INPS ha chiuso il suo intervento ricordando una situazione abbastanza diffusa che ci viene spesso evidenziata, cioè il fatto che non tutte le aziende agricole hanno la matricola INPS cosiddetta mensilizzata. È uscito ieri un messaggio della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali dell'INPS che, come ricordava il collega De Carlo, prevede che sia la Regione a segnalare all'INPS, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali dell'INPS, queste aziende al fine dell'attribuzione della matricola INPS provvisoria. Proprio mentre stiamo parlando, ci stiamo confrontando con il SIEL per trovare il correttivo al sistema Adeline che consenta a questi datori di lavoro di presentare la domanda inserendo un codice alternativo rispetto alla matricola INPS, perché una parte delle aziende agricole questa matricola INPS ad oggi non ce l'ha. E occorre far presentare a queste aziende le domande in modo che noi acquisiamo le domande e poi chiediamo alla Direzione Generale il rilascio delle matricole INPS che verranno comunicate ai singoli datori di lavoro agricoli. Allora, un altro argomento che spesso è stato esposto fa riferimento alla nostra modulistica di informativa sindacale.
La modulistica che è sul sito, oltre alla sottoscrizione del datore di lavoro, reca anche lo spazio per la sottoscrizione dell'associazione di categoria. La sottoscrizione dell'associazione di categoria prevede, diciamo, è un'eventualità, perché se un datore di lavoro non è associato, come da libera sua scelta, ad un'associazione di categoria, può presentare l'informativa direttamente, oppure avvalendosi di un intermediario autorizzato, ma non dovrà per forza associarsi ad un'associazione di categoria. Invece, se è associato a un'associazione di categoria e ritiene di delegarla per la presentazione dell'informativa, può farlo assolutamente. Diciamo una previsione di libertà che non pone nessun obbligo non già previsto dalla normativa, cosa che l'intesa da sola sicuramente non avrebbe la forza giuridica di imporre. Allora, adesso vediamo un po' di domande. Ah sì, richiamavo prima il decreto interministeriale numero 3 del 24 marzo 2020 e così tocchiamo la tematica delle aziende che in base alla normativa a regime sugli ammortizzatori sociali, cioè il decreto legislativo 148 del 2015, hanno accesso alla cassa integrazione straordinaria ma non all'integrazione salariale ordinaria e quindi non al fisso a fondi di settore. Le aziende che hanno accesso solo alla CIGS, come chiarito dalla circolare 47 dell'INPS, possono presentare domanda di cassa in deroga. Parliamo per esempio delle aziende del commercio che abbiano una media calcolata con il criterio che prima ricordavamo superiore ai 50 dipendenti. Si tratta spesso di aziende plurilocalizzate. In questo senso il decreto interministeriale numero 3 del 24 marzo 2020 ha previsto che ove queste aziende debbano richiedere la cassa almeno per unità produttive site su almeno 5 regioni diverse, la domanda si presenta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà autorizzata con provvedimento ministeriale. Ne deriva, al contrario, che ove questa plurilocalizzazione quantificata precisamente dal decreto interministeriale citato non si realizzi, il datore di lavoro presenterà le singole domande di cassa in deroga, ciascuna nella regione dove è ubicata l'unità produttiva interessata dall'intervento di integrazione salariale. Vuol dire che un'azienda del commercio plurilocalizzata su 3 regioni che intende chiedere la cassa in deroga per unità produttive site ciascuna in 3 regioni distinte presenterà 3 domande distinte utilizzando per ciascuna domanda le regole previste dalle intese delle singole regioni. Quindi chi vorrà fare domande in Friuli Venezia Giulia applicherà l'intesa del 25 marzo 2020 utilizzando la modulistica di accordo a questo punto, perché siamo ben sopra la media dei 5 dipendenti, prevista dall'intesa e disponibile sul nostro sito regionale. Il dottor De Carlo ha specificato che il richiamo nella circolare che c'è nella circolare 47 del modello SR100 è superato dal fatto che quando la regione trasmette il flusso informativo all'INPS del decreto, questo flusso informativo genera automaticamente l'SR100 e quindi non c'è necessità di allegare l'SR100. Sulla possibilità di utilizzare nuovamente le domande, diciamo le settimane non consumate con la prima domanda, è stato, ecco, attenzione, la Regione può decretare la cassa in deroga a favore di unità, come specificato chiaramente, di unità produttive o operative site sul territorio esclusivamente, se site sul territorio regionale, indipendentemente dall'accentramento contributivo o dall'ubicazione della sede legale,
noi autorizziamo cassa in deroga per unità site effettivamente sul territorio regionale. Allora, vedo che siamo anticipazione del trattamento di cassa integrazione in deroga. Anche su questo punto ci sono molte domande. Sul punto occorre essere chiari, perché l'articolo 22 del decreto legge 18 del 2020 prevede come modalità esclusiva per il pagamento della cassa in deroga il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori, quindi l'anticipo da parte dell'azienda è, a normativa vigente, un'eventualità non esistente. Questo ovviamente crea una situazione comprensibile di disagio per le lavoratrici e i lavoratori. A tal fine segnalo che esiste la possibilità di rivolgersi alle banche convenzionate con il medio credito sul Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari per poter chiedere l'anticipo della cassa in deroga con la garanzia del fondo regionale. Parimenti è stato l'assessore ha portato in giunta nella scorsa riunione di giunta l'estensione del protocollo ad hoc che esiste con gli istituti della Federazione regionale delle banche di credito cooperativo della regione per estendere il protocollo d'intesa che attualmente copre l'anticipazione della cassa integrazione straordinaria e della cassa integrazione ordinaria nell'ipotesi di pagamento diretto a tutte le ipotesi degli ammortizzatori sociali previste dal decreto legge 18 del 2020, articoli da 19 a 22, quindi anche l'ipotesi di CIGO, Covid-19 a pagamento diretto, di FIS a pagamento diretto assegno ordinario Covid-19, potrà essere richiesta l'anticipazione a questi istituti bancari. Io vedo che è mezzogiorno e mezza, chiedo al dottor De Carlo se aveva delle ulteriori delucidazioni. Ecco, vi cedo di nuovo il posto al collega che sta continuando a ricevere delle domande e adesso integrare il suo intervento. Io vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno, ecco, è un po' difficile adesso in pochissimo tempo leggere le domande e dare una risposta, però mi continuo a chiedere se è vero che esiste un ticket anche per la deroga. Non esiste un ticket per la deroga se non evidentemente per quella, la cassa integrazione come CIGS in deroga a livello nazionale, però per quella gestita dalla regione il ticket non esiste. Ci sono tantissime domande, ma vediamo un attimino. Dunque. Ecco, i lavoratori a chiamata contro comunità per sapere se l'azienda ha più o meno di 5 dipendenti. Per i lavoratori a chiamata bisogna utilizzare il criterio di calcolo consueto, cioè va a dire si prendono le ore effettuate dal lavoratore a chiamata o da tutti i lavoratori a chiamata e le si rapportano in relazione a quello che è l'orario contrattuale dell'azienda, per cui in questo caso se si arriva ad una percentuale fino a 0,50 si calcola l'unità inferiore, se si arriva ad un'unità superiore allo 0,50, se si arriva ad una percentuale superiore allo 0,50 si calcola quella superiore. Soltanto per il FIS vale il criterio che il valore medio dimensionale negli ultimi 6 mesi superiore a 5, cioè 5,1, obbliga l'azienda ovviamente a iscriversi al FIS. Vediamo qualcos'altro. Dunque, allora, se possono essere messi in deroga dipendenti già in FIS, o sono in FIS o sono in deroga. Si prende come riferimento ogni mese si va a fare la valutazione di quello che è il limite dimensionale calcolato nei 6 mesi precedenti, per cui il limite dimensionale può fluttuare, può essere più di 5 o meno di 5, a seconda del momento si può andare o in deroga o in FIS. Dunque, dipendenti dei centri commerciali, vediamo un po', il modello S100 per la CIGO, per la deroga non è necessario, chiaramente il modulo S100, il modulo di domanda per la CIGO Covid-19 nazionale, quello è necessario. Dunque, ecco, qual è il semestre di riferimento? Se inizio cassa a marzo,
Il mese di riferimento, il semestre parte da febbraio indietro, è corretto. Andiamo oltre. Terminate 9 settimane di fissi, posso richiedere ulteriori domande di fissi con causale di sospensione lavorativa per pubblica autorità? Allora, le 9 settimane sono periodo neutro, per cui se un'azienda, parlando di FIS, che normalmente ha diritto ad almeno 26 settimane nel biennio e ne ha utilizzate soltanto 10, chiede le 9 settimane chiaramente di Covid, per cui 10 più 9 fa 19, successivamente comunque ha diritto non soltanto alle rimanenti, ma deve neutralizzare le 9 settimane, per cui ha diritto a tutte le settimane che concorrono al raggiungimento del limite delle 26. Cioè, in buona sostanza, le 9 settimane costituiscono periodo neutro per tutte le tipologie di integrazione salariale e di assegno ordinario. Dunque, con dipendenti, centri commerciali con tabella oraria non prevista in caso... Allora, CIGO con dipendenti, centri commerciali con tabella oraria non prevista, ecco, è scomparsa adesso, dov'è? Sì, non è semplicissimo. Aziende con sede fuori Friuli Venezia Giulia, esempio Veneto, eccetera, in cui si gestisce le assunzioni, si mandano le domande, CIGO con le linee Friuli Venezia Giulia. Luca, deroga, aziende che in pratica hanno cantieri qui in zona, sede legale in Veneto. La domanda? L'intesa copre l'unità, copre espressamente le unità Un attimino solo, produttive e operative. Ok, sì, quindi allora per venire incontro alle aziende, se c'è un'azienda con sede legale fuori regione e unità produttive e anche solamente operative, la regione copre anche questi tipi di interventi, per cui non fa vedere soltanto unità produttiva così come censita ai fini della CIGO ordinaria, ma fa fede anche la sola unità operativa. Purché sul territorio, sul territorio regionale. Purché sul territorio ovviamente regionale. Dunque, allora, per quanto riguarda l'anticipazione, il governo pensava ad un accordo tra ABI e INPS, se ho capito bene, 1400. Allora, su questo accordo, a parte il fatto che diciamo che riguarda noi relativamente, l'accordo con l'ABI nazionale, con l'anticipo di 1.400 euro, non è sicuramente in tempi brevi, anche perché mi pare che parta tra l'altro dal mese di maggio, però se io l'ho letto questo accordo, ma mi pare che preveda che comunque il lavoratore chiaramente si affida alla banca con l'apertura online di un conto corrente, ma al di là di questo la banca prima di poter pagare deve avere contezza e certezza da parte del lavoratore e dell'azienda che il lavoratore sarà sospeso, se ho ben capito, a 0 ore. Comunque è una cosa che non riguarda l'istituto, l'anticipo che fanno le banche è una cosa che riguarda un rapporto tra privati, poi l'INPS ovviamente si regola secondo quelle che sono le normative consuete, cioè va a dire pagherà nel momento in cui ci saranno gli SR41. Dunque, presentare in dato cosa non c'entra niente. Sì, io mi scuso se non riesco a seguire tutte le domande perché ne stanno arrivando in continuazione e si fa fatica a leggerle tutte. Come diceva il dottor Manfred, vedremo di dare una risposta a tutte sfrondandole da quelle che sono, che risultano essere dei duplicati e poi sì, le metteremo come delle FAQ nel sito della regione. Non so se il... Ecco, io passo la parola al dottor Manfred, vi saluto e vi ringrazio. Mi scuso se non siamo stati esaustivi, ma la situazione non ce lo consente. Più di questo non riusciamo comunque a fare. Grazie. Bene, allora solo per chiudere la giornata di oggi, spero che come ieri siano state fornite le indicazioni, diciamo, più importanti per le aziende, per i consulenti del lavoro. E ribadisco l'ultima cosa detta: noi ci scarichiamo tutte le domande che sono arrivate e le utilizziamo per formulare le FAQ che poi saranno pubblicate sul sito. Ci stiamo già lavorando. Non ho altro da aggiungere se non ringraziarvi di aver seguito l'iniziativa di oggi e vi confermo che restiamo comunque a disposizione di tutti quanti, anche chiaramente per via telefonica.